7 colpi sparati in aria con una scacciacani da un residente mettono in fuga i due ladri che intorno alle 20:30 hanno tentato di entrare in un'abitazione tra via Cesare Battisti e vicolo Cesare Battisti. All'interno della villetta in quel momento c'è la proprietaria 75enne. Due hanno sforzato il balcone là, che il ragazzo, il figlio della signora, ha detto che pesa 3 quintali. E lei ha sentito un rumore e ha chiamato subito il suo figlio che era via. Ha rischiato di trovarseli in casa? Mancava niente. Da lì è partito un tam tam tra i vicini, qualcuno è accorso a vedere cosa fosse successo, qualcuno invece è passato ai fatti sparando 7 colpi con una scacciacani. Il ragazzo che abita là davanti ha visto due correre per di là verso il vigneto, però poi mio figlio ha fatto un giro col fuoristrada, ha fatto un giro e non si è visto nessuno. La 75enne sotto shock è stata colta da malore. Ha avuto qualche problema perché non si ricordava neanche come si chiamava, lei è andata in tachicardia in pratica. Non è possibile lavorare una vita per costruirsi una casa e poi arrivano i ladri e ti portano via tutto, dicono i residenti esasperati, quell'esasperazione che porta sempre più spesso i cittadini a reagire contro i malviventi.